Ciao a tutti da Campanaro 67, buona domenica e indovinate dove sono? A Matelica, in provincia di Macerata, nella zona del Fabrianese praticamente. È tutta una sorpresa questo video, perché queste campane le ho riprese una volta soltanto con una audiocassetta, con una MC, con un registratore. Non le ho mai riprese con una videocamera e dopo tutti i disagi del terremoto e via dicendo, non so se oggi queste campane suoneranno, perché è tanto che non vengo a Matelica, Fabriano e via dicendo. Purtroppo la strada dove sono è trafficatissima e non ci si può fare niente. Sarà un po' difficile fare una registrazione e comunque ci proviamo. Adesso sono quasi le 17:30 e la messa è alle 18. Chissà se queste campane suonano. Speriamo. Santa Barbara, te che ci metti sempre una parola buona, aiutaci. Raga, addirittura il suono dell'allegrezza, non è possibile, è proprio quello che avevo ripreso tanti anni fa, rimasto nei minimi particolari, perché oggi è la solennità della Santissima Trinità. Quasi quasi ho detto, ma sai che ti dico, andiamo a fare qualcosa che non c'è ancora in rete.
Non avrei mai immaginato che per la messa suonasse addirittura il Din Don Allegrezza, come avete sentito, accoppiamento diretto, impianto della OS Brevetti Scarselli. Quindi, vabbè, tanto... E impianto della OS Brevetti Scarselli con accoppiamento diretto, distesa del campanone e tocchi a sincronismo, le classiche bellissime allegrezze della Scarselli, quando Scarselli elettrificava veramente bene. Va bene, per il momento questa è la prima suonata. Vediamo cosa suona alle 17:45, per il momento a più tardi. E sono le 17:43, da un'altra angolazione, decisamente meno rumorosa di prima, che passavano macchine e motorini a tutto spiano, nonostante sia un piccolo centro storico, eppure passavano. Aspettiamo una suonata delle 17:45. Non so nulla, vediamo cos'è impostato alle 17:45. Ancora il Din Don Allegrezza. Ecco qua, la seconda suonata differisce che al termine del Din Don Allegrezza suonano i tocchi per la messa. Beh, non c'è niente da dire, veramente molto molto belle, me le ricordo da quella prima registrazione fatta solo su una MC.
Adesso praticamente faremo una ripresa della videata all'interno della cattedrale, che ricordo molto molto bella. Ed eccoci all'interno della cattedrale, molto bella, semplice, del XX secolo, anche se il campanile è del XIV-XV secolo. Questo appunto è il campanile all'interno e, come potete vedere, alla base del campanile, eccola qua, c'è una campana di forma ovviamente allungata, quindi di sicuro seicentesca, settecentesca, di sicuro rottasi, e quindi a ricordo praticamente di quando era collocata sul campanile. Ora praticamente è qui all'interno della cattedrale di Santa Maria a Matelica. Bene, per il momento è tutto da questa bellissima cattedrale qui a Matelica, in provincia di Macerata. Campanaro 67 vi saluta e vi rimanda ai prossimi video.